che poi sulla fine c'è ben poco da dire e c'è anche ben poco da sorridere. Mi viene da pensare, perché con questi prezzi, ma dove vai in vacanza? Non so, al fiume qua sotto, perché guarda la benzina, guarda il diesel, non mi sembra una cosa normale che in pieno agosto uno debba, non so, fare il pieno e deve anche mangiare, fare anche un sacco di altre cose. Non è che mi piaccia molto questa. Intanto io ho imparato ad andare in bici, però se uno deve andare fino a Roma in bici è un po' lunga, magari non gli basta un mese. Quindi io direi che quella benzina lì, con quei prezzi lì, parliamone, Peretti, parliamone. Non è una bella cosa, non è assolutamente una bella cosa, non è per fare polemiche, perché non è che viene qui a fare polemiche. Volevo solo far notare che forse un pelino abbiamo esagerato, non dico tanto, ma un pelino abbiamo esagerato. Beh, questa volta diamo ragione alla zia. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, mentre l'euro cade e precipita giù. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono remiti ma la grana dove? Svalutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare in là. L'America è qua. In automobile all'estero da 30 anni si va. Ora contromano vanno in tansi, si sa che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation. Io, amore mio, non capisco perché tu vuoi fare il gallo, vuoi fare l'uovo con me. Sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa, che ce la farà. Ma Il sistema c'è quando pensi a te. Pensa anche un po' per me. buonasera, benvenuti! Ma questo mondo qua, se lo vuole sa, Che ce la farà. signore e signori, La zia Marta, per voi! Buonasera. Che poi, Peretti? Senta, prima di andare avanti, No. posso togliere un No, attimo no, questa no, di qua? No, lasci lì, perché devo dirle una cosa, Mi le inquieta, farò notare una cosa, lasci lì. Mi inquieta. Però prima volevo dirle che il sistema in realtà c'è, sa qual è? Quale? Adesso glielo spiego. Ah, il sistema per migliorare il nostro paese? No, il discorso rimaniamo sulla benzina. Rimaniamo adesso, sulla che, benzina. Che è già tanta roba. Certo. Il sistema sa qual è? Io glielo spiego. Allora, la benzina costa carissima. Vero? Bisogna andare in vacanza. Allora Sì. cosa facciamo? Pensiamo di aprire una fraccata di cantieri, Sì. così abbiamo solo una corsia,
c'è un sacco di traffico, siamo obbligati ad andare piano e risparmiamo nella benzina. È per quello! Già, È per quello che la Torino-Savona in questi mesi ci metti 6 ore e un quarto. Però le basta un pieno. Ma lo fanno per noi allora. Certo, ma grazie, grazie mille, Ma io grazie. non ci avevo mai pensato. Allora, grazie. Ragioni Un per i cantiere retti. dietro l'altro, grazie per risparmiare la benzina. Esatto. Lei è un genio. Magari non Lei- abbiamo lei è un neanche genio. l'aria condizionata, ma chi se ne frega. No, volevo farle notare Sì, un'altra cosa, poi un le genio, lascio è cantare. è un genio. Guardi qua. Cosa c'è? Sa che zia Marta come Mary Poppins è più unica che rara, no? Sì. Che c'è? Non nota niente? No. Io sono l'unica persona al mondo Sì? che ha l'ombra che non è nera ma è uguale precisa a me. Ne trovi un'altra che ha un'ombra così. Io ti adoro, zia, resta qui con me. Opla! Di canti sulla vita ce ne sono a tonnellate, molti sembrano poemi, altri sono buffonate. Io non voglio fare il guru e riempirmi di cazzate per cantare quel che penso, uso rime improvvisate. Non so neanche se sono buono, non importa, è un'emozione, io la canterò a mio modo e ne faccio una canzone. Ma se devo dirla tutta e riscrivere la vita, lascio fare ad un maestro con la sua voce infinita. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Le note sono 7, vorrei fossero 1.000.000 per descrivere la vita, ogni giorno l'emozione. Per chi viaggia vagabondo, per chi segue una passione, per chi sogna ad occhi aperti, per chi nasce con l'amore. Non so neanche se son degno di cantare questa canzone, di parlare della vita che io paragono al sole. Ma se devo dirla tutta e descrivere la vita, lascio fare ad un maestro con la sua voce infinita. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Siamo stati fortunati, nati un po' con la camicia, figlia che della strada sia in discesa che in salita. Ma se devo dirla tutta e descrivere la vita, lascio fare ad un maestro con la sua voce infinita. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Io ti adoro, a me piace tutto di te, sono pazzo e lo sono di te. Io ti adoro, io ti adoro, io ti adoro, sono pazzo e lo sono di te. Buonasera amici a casa, benvenuti a casa mia! 348 80 40 254 il numero per fotografie, richieste, saluti. E in questi 4 giorni stanno le ultime fotografie, le ultime richieste, gli ultimi saluti di questa stagione che abbiamo vissuto insieme ed è stata una gran bella stagione. E in questa sera vi saluterò anche con un brano, però tutto questo dopo. Zia Marta dica. No, niente, volevo solo dire che invece per me è l'ultima. Ma che ultima? Sì, per me è l'ultima stasera. Io poi non ci sono più neanche la Calucci fino a settembre. Vabbè, ma neanche Piretti. Ciao. Mi ha sempre fatto prendere un colpo. Ma no, Ciao. no, no, Non sono ancora triste, facevo le prove per dopo. Ah, faceva le prove. Sì, sì. Ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire, fateci capire che ci siete con quel numero e tra un po' giocheremo.
Adesso andiamo a fare un riassunto dei nostri premi. E la zia Marta lì mi crea un'ansia sta roba, un'ansia sta cosa funebre. Possiamo toglierla di lì? Regia, mi fai vedere i premi, i nostri premi, i premi del nostro giochino? Tra un po' aprirò le telefonate e potete vincere un buono ristorante, una sorpresa fantastica che ho nascosto all'interno dello zainetto, un buono formaggi, un buono carburante e una spilletta, semplicemente telefonando tra 5 minuti circa al 378 4080 506 e provando a indovinare la canzone misteriosa. Ok, amici a casa, mi raccomando, aspetto le vostre telefonate. Adesso però voglio dedicare alla mia amica Dani un brano che ha richiesto lei, un brano che ho scritto io, un brano semplicemente un riassunto di un mio sogno, anzi forse di un incubo, l'incubo in un mondo futuro, l'incubo di un mondo futuro che mi è apparso quella notte. Mi sono svegliato e ho scritto questo testo. Era un lunedì, come un film senza anteprima, e tu non eri qui. Quando servo del sistema dissi uccidimi, uccidimi, uccidimi. Poi silenzio nelle strade controllate dal potere, la musica rinchiusa nelle foglie di quartiere. La mia amica fuori schema col futuro nelle sfere disse non lo devi fare, quella count per entrare. Silenziati offuscati, allontanati, ma perché abbracciarsi illegale? Mezzo metro tra me e te, un ricordo ormai lontano, cancellato dal pensiero per tornare alla vita, un compromesso col siero. È passato molto tempo, qualcosa è andato storto, forse il piano era diverso, qui nessuno è più risorto. È passato molto tempo, tra clonati e contagiati, il problema è quello vero, siamo tutti dei drogati. Controllati nelle vene, 3 bitcoin per respirare, senza terra, senza casa, né permessi per uscire, per creare un nuovo mondo, la chiamavano ascensione, questa nuova epidemia che ti annienta la ragione. Nessuno ha più parlato, nessun capo di nazione, ma lo schema era preciso, questa è guerra cellulare. È passato molto tempo, qualcosa è andato storto, forse il piano era diverso, qui nessuno è più risorto. È passato molto tempo, tra clonati e contagiati, il problema è quello vero, siamo tutti dei drogati. È passato molto tempo, qualcosa è andato storto, forse il piano era diverso, qui nessuno è più risorto. Tutti! E speriamo che non succeda mai l'obbligo di aprire un'applicazione che poi ti entra nella testa e non ti fa più ragionare, non ti fa più vivere, non ti fa più sbagliare, perché la vita è anche uno sbaglio, ma niente di ciò deve essere imposto, neanche gli sbagli. Zia Marta, venga, venga zia Marta, venga. Senta, Mi dica. avevo un
quesito, no? Prima del Sì, gioco. un quesito. Praticamente, a proposito della vita, Sì. no? Io ricordo che una sera parlava con la Chelucci del discorso vita, oltre la vita, piuttosto Certo. che... E sulla fine lei cosa risponderebbe? Su che domanda? Se c'è qualcosa oltre la vita. Questa è una domanda. Pensi, zia Marta, che un po' di tempo fa ho fatto una cena con Sì. mia sorella, con tutti gli amici del calcio, dell'Infernotto, che salutiamo, e un signore a fianco a me mi guarda e fa: ma tu, Peiretti, che vivi di musica, crei emozioni, sei comunque un artista, cosa c'è dopo? E non ho saputo minimamente rispondere, anche perché è così difficile vivere ciò che adesso e pensare addirittura a ciò che ci sia dopo, non lo so. Però ci penso e a settembre glielo Sì, io dico. glielo dico subito. Che c'è? Io sa che lo so cosa c'è dopo la vita? Cosa c'è? Dopo la vita io sono sicurissima al 100%. Dopo la vita ci sono i fianchi, Peiretti. No, ma mi fare domande. Andiamo Resti qui. col gioco. Molto meglio. Apriamo Andiamo le a telefonate. aprire le telefonate. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Domenico da Castiglione Torinese. Ciao Domenico, buonasera. Mi senti tutto a posto? Mi senti bene? Marta. Ciao, Bene, ciao bene. Domenico, Ok. buonasera. Mi raccomando, azzero il volume della TV e dimmi se Sì, zero. Bravo, se provi a indovinare il brano con 5 secondi o con 15. Con 5 per avere 2 scelte, con 15 per averne soltanto una. 15. Allora Domenico, questi sono i tuoi 15 secondi. Domenico, non puoi sbagliare questa sera, eh? Ho iniziato. Lucio Pitti, Sì, con Azzurra, Acqua Chiara. Bravo! acqua azzurra, acqua chiara. Bravo Domenico! E quindi dalla 1 alla 10 quale busta vuoi? Dai, iniziamo alla grande, Domenico, vai. La 10. Oh, l'ultima. Vediamo cosa succede. Cosa succede? Più fortunati, dai. Dimmi Domenico. Siamo più fortunati dell'altra volta, dai. Perché l'altra volta cosa hai preso? Subito una bustina rossa? Subito una faccia rossa? Bene. Non poteva andare peggio, perché è un'altra faccia rossa! E vai Domenico! Sono proprio del Toro, vedi? Sempre granata. Vabbè, forza Toro, dai, che siamo alle porte di una nuova stagione. Grazie. Ciao, grazie. Buona serata. Ciao. Estate, Ciao. Grazie a voi. Che peccato partire così, ma perché? Andiamo a rispondere. Chissà se chiama Mimmo stasera, non lo so. Mimmo, chiama! C'è tutto Zia Marta, perché è qua? tutto il Piemonte che si... Pronto? Chi sei e da dove? Ha messo giù. Era Messo giù. Mimmo magari. Non lo so, io non ho segnato i numeri qua. Pronto? Buonasera, chi sei e da dove? Ciao, sono Giancarla da Volvera. Ciao Giancarla, benvenuta. Provi Ciao. a indovinare il brano con 5 o con 15 secondi? Con 15 naturalmente. Eccoti i tuoi 15 secondi. Forza amica di Volvera, vai! Grazie. È facile! Facilissima. Io direi Gloria. Bravissima! Brava Grazie. Giancarla! E adesso Giancarla, Grazie. senti, una faccina rossa è già uscita e Via. quindi andiamo su un premio. Dai, quale numero vuoi? Facciamo la 5. La 5, facciamo la 5. Vediamo un po', una faccina rossa è già uscita, ce ne so più 4 faccine rosse, adesso ce ne soltanto più 3, perché un'altra ma vabbè, no ma- ragazzi, che- un'altra faccina rossa, non ci credo, io non ci credo, come venerdì le prime 2, Che vai? e hanno indovinato 2 faccine rosse, vabbè, grazie per aver giocato con Va noi, bene. a domani, Grazie, ciao, grazie, ciao. ciao. Ma non è possibile. Io le garantisco che ci sono 5 premi in queste 9 buste. Poi andiamo a aprirla. Per carità. Io Sì. non so dove sono, eh. No, lo so solo Se io. volete far scegliere il numero di... Pronto? Buonasera. Chi Ci sei?
Ciao Enrico, ciao Marta, sono Gilberto Pinerolo. Gilberto, Ciao, Gilberto, Gilberto. guarda, se indovini il brano questa sera, parti avvantaggiato, perché su 9 buste ci sono 5 premi e 3 faccine rosse. Sei pronto, Gilberto? Vai con 15 stavolta perché. 15 secondi, dai che ce la facciamo questa volta, Gilberto. Vai, eccoteli. Vai. Mi sono persa nella notte, non lo so. Gilberto, io questa sera sono stato buono, buonissimo, ma non mi puoi deludere. Il titolo di questo brano è? Nord-Sud-Ovest, dove parla in finito. Sì, bravo Gilberto. Adesso, Gilberto, concentrati. Concentrati. Dalla 1 alla 9, esclusa la 5, che busta vuoi? E la 10? Pronto Gilberto, ci sei? Sì, mi senti? Adesso ti sento bene. Che numero vuoi? La 7. La 7. Vediamo subito cosa c'è all'interno della busta numero 7. Signore e signori, attenzione, alzate il volume della TV, mettetevi comodi perché Gilberto si entra nel gioco, all'interno del gioco, perché arriva il premio sorpresa, Gilberto. Bellissimo. Allora, il premio sorpresa è un premio che io nascosto all'interno dello zaino, ok? Adesso cercherò di convincerti a non aprire lo zaino. E per non aprire lo zaino io ti offro 10 euro di benzina, un buono benzina del valore di 10 euro. Accetti o rifiuti? No, apro lo zaino. Allora ci metto anche 2 spillette di Casa Peiretti. Apro ancora lo zaino. Dai, apriamo lo zaino. Gilberto, sei sicuro che non vuoi 10 euro di benzina? No. Hai vinto? Attenzione, Gilberto. Che numero porti, Gilberto? Di piedi. 46. Allora, hai vinto delle infradito da mare con la borsettina, guardate che belle che sono, delle infradito straordinarie, proprio belle, ma il numero è un 42. E vabbè, puoi fare un bel regalo a qualcuno, Gilberto. Va bene. L'ho detto che era da mare. Grazie Gilberto, ciao! No, grazie. Grazie a te. Ciao. Grazie. Dai, se non altro, non era una faccina Secondo me rossa. è di Gilberto che sta pensando, mamma mia, 10 euro di benzina, mamma mia, 10 cose. No, fa un bel regalo. costa- Prima le provi. Costa 40 bombe quella roba lì. Prima le provi, al massimo sta il tacco un po' fuori, ma che se ne frega. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Stefania da Alessandria. Ciao Stefania d'Alessandria. Sei pronta a giocare con noi? Proviamo. 5 o 15? Ovviamente 15. Vai Stefania, questi sono i tuoi 15 secondi. Vamos! Sì Stefania, è quella! Vai Stefania! Un aiutino? Allora, un aiutino, vediamo un po', non è facile, ma tu pensa a delle mani molto grandi, a delle mani immense, delle mani Bella Belinda. Oh sì, che bello, brava, ci sei arrivata grazie alle mani o sapevi già quasi? Avevo dei dubbi, ecco. Avevi dei dubbi. 1, Volevo un aiuto. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Dai che questa sera Allora, che numero? mi sento... C'è una bella Allora, facciamo 6. La 6. Vediamo subito cosa c'è nella busta numero 6. Io lo so che questa sera mancano 4 puntate alla fine. Io lo so che questa sera si va alla grande perché, amica mia, hai vinto 20 euro. Buono formaggi delle fattorie Tobia. Brava. Mi raccomando, se è la prima volta che vinci o comunque anche se non lo è, mandami un messaggio al 348 80 40 254 nome e cognome, cosa hai vinto.
Grazie, te lo mando subito. Grazie. Saluta zia Marta. Ciao tesoro, È ciao. qua, è qua. grazie. Ciao, bellissima. Ciao, ciao. ciao, 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 che cara. Che meraviglia, ragazzi! Però 2 io- premi su 2, io così. Ma cosa c'entrano le mani con Belinda? Io non lo so. È di Morandi, ha le mani grandi Morandi. Ma non c'era arrivata. Non Cioè, c'era. ma parla delle... Pronto? Buonasera, chi sei e da dove? Ciao, sono Danila da Porte. Ciao. Ciao Danila? Danila o Daniela? Danila, sì. Ciao Danila. Danila. Ciao Danila. Ciao. È rimasto il primo premio, che non è niente male, un buono benzina che oggigiorno, come ho iniziato la puntata, fa comodo, è un premio Spilletta. Ma prima di scegliere le buste devi dirmi se provi a indovinare il brano con 5 o con 15. Con 15. Eccoti Danila, questi sono i tuoi 15 secondi, vai! Si può fare, Danila, si può fare. Non mi viene in mente, mi sembra una canzone di Neck, ma non sono sicura. È giusto. Dai, provaci. Provaci. Non la... Dai, provaci subito, dai. Niente. Grazie per aver giocato con noi. Mi dispiace. Beh, dai, Ciao. almeno stavolta hai preso la linea, dai. Ce l'ho fatta. Dai, almeno stavolta Ok, sei alla riuscita. prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Almeno stavolta ha preso la linea, ma il titolo era Almeno stavolta. Ma niente. Sono le 20:29, chiudiamo il gioco per adesso. Grazie zia Marta se mi porti fuori anche le buste. Ma no, lo facciamo di solito nella pubblicità. Cosa? Lo spostamento. Ma no, voglio ancora cantare una canzone. E quindi, Vabbè, allora io prima della pubblicità, voglio ancora cantarvi questo brano io vado. dedicato a me stesso, perché a volte sono davvero testardo. Non so mai perché ti dico sempre sì. Testardo io che ti sento più di così. E intanto porto i segni dentro me per le tue strane follie, per la mia gelosia. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu.
pubblicità, 3 minuti esatti e torniamo qui in diretta per voi. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti che inizia. Perfetto, regia, lascia pure il video dietro, così entriamo già nell'atmosfera di questo brano. Ragazzi, non chiamate solo adesso perché sennò mi si suona dentro le orecchie, giocheremo dopo. Questo brano è un brano importante perché, come dice il testo, ogni addio può essere libertà. E anche se ci sono delle mani che tengono ancora vicine due anime, ma se i sogni sono lontani, allora è giusto dirsi addio, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, perché comunque sia, comunque vada, c'è sempre domani. Ci tengono vicini, sogni che ci mandano lontani. Lascia che la vita ci sorprenda, anche se significa dirsi addio. Non c'è mai un'ultima primavera, se si può rinascere che avventura. E poi quando troverai l'isola che non c'è, mi basta una cartolina, io sto bene. E ci porterà fortuna non perderci di vista mai. Dietro la curva c'è il mare, le nuove stagioni del cuore domani. Ci inventeremo che cosa faremo da grandi domani. C'è un istante ma niente finisce domani. Precipitare ti insegna a volare domani. Vivere per vivere, perché il mondo finirà, ma non domani. Anche se va un attimo via la luna, ogni addio può essere libertà. La realtà moltiplica luci ed ombre, ci darà da vivere senza noi e si può dividersi e non sparire. Se così riabbracciami quando vuoi. E
voglio ringraziare perché siamo davvero alla fine di questa stagione, mancano pochissime puntate. Voglio ringraziare tutta la direzione di Rete 7, tutti i tecnici, tutti gli operatori, tutti i miei registi. Voglio ringraziare Giuliano Falco per l'assistenza che ormai da 6 anni mi dà tutte le sere. Voglio ringraziare tutti i grandi artisti che sono stati qui insieme a me in questi anni, in questa stagione. Voglio ringraziare zia Marta perché senza di lei tante belle cose non verrebbero così belle. Quindi grazie zia Marta. Voglio ringraziare tutti voi perché ogni sera, ogni vostro messaggio, ogni vostra telefonata mi ha riempito il cuore di gioia. E voglio ringraziare anche chi il messaggio non lo manda perché non sa cosa scrivere, ma non vede l'ora che Casa Peiretti inizi. Quindi a tutti voi dico un immenso grazie. E a settembre, quando ripartiremo più forti di prima, più concentrati di prima, più divertenti, simpatici, un po' più vecchi, magari un po' più abbronzati, ma con la stessa voglia di farvi divertire, di farvi emozionare, di farvi cantare, di farvi passare un'ora un po' diversa dal solito. A volte sbagliamo, a volte rischiamo, a volte diciamo delle boiate, ma siamo questi. E quindi grazie a ognuno di voi. Domani sera qui con me Martina, mercoledì Azzurra, giovedì Claudio e saranno altre 3 puntate da non perdere. E sa cosa le dico, zia Marta? No! Che adesso noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con tutti. Non si sa perché, ho sbagliato a toccare un pulsante io. Ecco, siamo tornati normali e andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui, zia. Ha visto? Che belle che siete, che belle, bellissime. Comunque ho già salutato, ma siamo io e lei che non ci siamo più. Lei c'è ancora fino a giovedì? Sì, ma ho voluto fare questo brano stasera, io lo so perché, e insomma, dopo i messaggi, se c'è ancora tempo, apriamo il gioco, quindi godetevi i messaggi, se c'è ancora tempo apriamo il gioco sul finale. Ciao Enrico, siamo Enzo e Sabrina da Torino, sabato sera alla Locanda Cavassa, è stata una serata fantastica. Te e zia Marta ci avete fatto divertire come sempre. Un abbraccio di cuore, wow. Ma grazie, che carini, grazie mille. Ciao Enzo, ciao Sabrina, Ciao. grazie, buona serata, viva la musica di Casa Peiretti. Dani, grazie Dani, grazie. Ciao caro Dani, buona estate. Grazie. Ciao, un grande ringraziamento a Enrico ed Alessia per la stupenda serata di sabato sera a Carmagnola. Vi voglio un mondo di bene. Massimo da Carmagnola, ciao Massimo. Ciao, anche noi ve ne vogliamo tanto. Ci avete regalato tante emozioni e per di più tu, Massimo, mi hai anche regalato tante cose buone da mangiare. Mannaggia, ma una più buona dell'altra. Grazie. Ma niente. Ma non è vero, le regate i fiori, le regate i fiori. È lei che si mangia tutto da solo. Ah, Massimo, io mi mangio un fiore. Gloria d'Alessandria ci scrive: ciao Casa Peiretti, prima che andiate in vacanza mi piacerebbe ascoltare Sotto il sole di Riccione, dedicandola a tutti voi con l'augurio di buone ferie e ringraziandovi per tenerci compagnia dalle 20 alle 21 tutto l'anno. Se riesco te la faccio domani. Grazie Alessandria, grazie Gloria da Alessandria. Ciao Gloria. Buonasera a voi, tutti voi. Vorrei ascoltare la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, dedicata a Giuseppe di Novara. Beh, allora la mettiamo in programma. E questa sera, le ultime 3 sere arriverà, Ti amo, dedicata a Giuseppe di Novara. Buonasera a tutti voi, vorrei ascoltare. Gisella, mamma, manchi da 25 anni, lo dice Gisella. Ciao Gisella. Sì. Un saluto a Gisella per ricordare mia mamma, grazie. Ecco, doveroso. Ciao Enrico e ciao a tutti i peirettini, serata bellissima in compagnia ottima. Un grande bacio da Stefania da Rondissone. Ciao Stefania, grazie. Stefania. Ciao Stefania. Ciao Casa Peiretti, ciao Enrico. Ciao alla simpaticissima zia Marta da Michele e Gianni da Torino. Grazie ragazzi, un abbraccio. Ciao. Poteva leggere lei, io stavo tossendo, vabbè. Non Ciao. stacca.
Mi farebbe piacere ascoltare Virgola di Bruno Lauzi, tu sai il perché, ovviamente una battuta. Ciao Milena, grazie. Ciao Milena. Virgola, la sa Virgola No, di... ma si può studiare. La studiamo. Grazie Milena. Ciao Enrico e ciao zia Marta. Se da stasera, terminata la diretta, cara zia Marta, entrerai in modalità pausa TV fino a settembre, ti auguro una vacanza piena di storie e scoop per riempire tutte le future puntate di Casa Peretti. Un bacione grande, Maria da Torino. Ciao Grazie, Maria! cara Maria, grazie. Grazie Maria, che poi la zia Marta non va in vacanza perché abbiamo tante serate da esterne, quindi ciao caro Enrico, buon inizio settimana, un abbraccio da Simona, Sergio, Stella da Torino e dalla piccola pelosina Luna. Ciao Luna! Oh, ma guarda che bella, guarda che luna, Sì. guarda che meraviglia, guarda. Inizia questa settimana di Casa Peretti e la simpatia effervescente della zia Marta la rende ancora più divertente. Siete speciali. Grazie Edo! Grazie, caro Edo, grazie mille. Grazie Edo, grazie. Ciao Enrico. Ciao zia Marta. Da Elena. Da Elena. Grazie Da Elena, Elena. ciao, buona estate. Grazie Elena. Ciao Enrico, ciao zia Marta. Come state? Spero bene. Buon inizio settimana a tutta, ma proprio tutta Casa Peretti. Lo sapete perché i panettieri sono potenzialmente tra i più performanti giocatori di pallavolo? Perché sono bravissimi a fare le schiacciate. Ciao Roby75. È vero, giusto, Roby75 ogni tanto ci manda queste Qualche- freddure, queste Sì. barzellette. Bravo Roby75. Ciao, Roby. Un saluto a te Enrico e alla super zia Marta da Fabio di Bricherasio. Ciao Fabio. Ciao a tutto Bricragio. Grazie Fabio. Ciao Enrico, inizio alla grande con Celentano e con la simpatia della zia Marta. Buona settimana a tutti, Massimo da Venaria. Ciao Massimo, ciao. Grazie Massimo, grazie. Buona settimana, viva zia Marta, Lilli da Rorà. Viva Lillina da Rorà. Grazie Lilli. Legga. Viva Casa Peretti, siamo in ferie ad Albissola, ma riusciamo a vedervi lo stesso. Giovanni e Silvia da Alessandria. Bene, grande notizia. Ciao Giovanni, Molto ciao Silvia, grazie, ciao. Ciao Enrico, ciao zia Marta, che serata fantastica. Questa sera poi con i pinguini è il massimo, vengo a salutarvi con un abbraccio. Ciao. Renata da Piscina. Ciao I Renata. I pinguini che ogni tanto appaiono Saltano fuori. sono un bel ricordo delle primissime puntate Sì. di Casa Peretti. Era forse una delle prime grafiche un po' particolari. Enrico e zia Marta, noi lo sapete, non vi adoriamo, ma vi amoriamo e parecchio. Nonna Titti e nonno Giovanni, ciao Anche ragazzi! noi, ragazzi, ciao. Grazie, Ciao, grazie. Bravissimo Enrico, bella canzone, super zia Marta, un saluto da Maddalena. Ciao Madi. Grazie Maddalena, grazie. Poi qui abbiamo saluti e sempre complimenti, un saluto a zia Marta, Alessandra di Torino. Grazie Ciao, Alessandra. cara Alessandra, grazie. Grazie mille, ricordo che domani sera qui con me Martina, un'altra puntata da non perdere. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Ciao, Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Enrico e ciao zia Marta, iniziamo bene questa settimana, insieme siete insuperabili. Grazie Luciano da Brandizio. Insuperabili, grazie. come un Uton. Grazie. Bellissima la canzone di Vazzanicchi, lo dice Renata, io ringrazio Renata, grazie Renata. Ciao. Ciao Enrico, Alessia, ci fareste ascoltare Alexander Flash di Bacchiato? Un abbraccio Barbara da Rona. Lo farei volentieri, ma non vengo più. No, fino a settembre, però tu la sai quella. Azzero. E allora a settembre. Buonasera Casa Peretti, come avete passato il weekend? Noi siamo qua al fresco, ma fuori ci si sta. Un abbraccio e un saluto da James Alice da Polonghera, ma fuori non ci si sta. Grazie Alice, ciao James e ciao Polonghera, grazie di cuore, grazie. Legga. Cara zia Marta, ti mando un grandissimo abbraccio. Non vedo l'ora che arrivi settembre per rivederti. Alessio, ma se vuoi potremo vederci fuori. Alessio, no, stia tranquilla. no. Alessio, abbiamo tante date quello che le avete intendevo. viste nella pubblicità, dove saremo io e zia Marta in uno spettacolo. Abbiamo il primo a Cavour, il 3 a Cavour, l'8 a Torre Pellice. Insomma, Vieni a trovarci. il 31 saremo a Verzuolo con Alessia Chelucci alla voce. Quindi buone ferie a tutti, specialmente a zia Marta, sei un mito, a Romy e Roby. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie, baci, Grazie. baci, baci, baci.
Poi che abbiamo, cosa abbiamo? Finiamo i messaggi, abbiamo giusto il tempo, ma di una, Una Vedi, sola? ma sì, una telefonata, Veloce, perché veloce. sono le 20:56. Vediamo se riusciamo a fare una telefonata veloce. Deve arrivare in questo preciso istante, però. 3, 2, 1. Arriva la telefonata o non arriva? Arriva. Eccola. Pronto, Bravo. buonasera, chi sei e da dove? Ciao, sono Antonella da Venaria, ciao! Ciao Antonella, dobbiamo essere velocissimi. 5 o 15 secondi. 15 secondi. Vai Antonella, forza. Ma era facile! Antonella, chiudiamo alla grande con Antonella. Non me la ricordo, porca miseria! No, Lucio Dalla. No. Dove sei? Ci sei ancora, Antonella? La città, qualcosa... No, il no. titolo era L'anno che verrà. Grazie per aver... l'anno che verrà, già è vero. Allora, Antonella, manca un minuto, chiudiamo io e te. Casa Peretti, questa sera devi ripetere esattamente ciò che ti dico io. Sei pronta? Sì. Signore e signori, grazie per essere stati con noi. Signore e signori, grazie di tutti per essere stati con noi. Ci vediamo domani per una nuova puntata in diretta di Casa Peretti. Ci vediamo domani nella stessa puntata di Casa Una Peretti. nuova puntata di Casa Peretti. Se volete rivedere questa alle 21:30 sul canale 83. Se volete vedere questa alle 21:30 sul canale 83. Buona serata a tutti e grazie per averci seguito. Chiudiamo. Buona così. serata a tutti e grazie per averci seguito. Da parte di Enrico Peretti, della zia Marta e di... Da parte di Peretti, zia Marta e Antonella. E Antonella, grazie a tutti, ciao, a domani, grazie Antonella, ciao, ciao, ciao.